Andrà a Roma, andrà all'estero, allenatore straniero. Io posso dire che cercherò di fare di tutto e in questo sono sicura che la federazione mi aiuterà. Farò di tutto per non scombinare ulteriormente i miei equilibri, cioè si cambia il tecnico, però tutto il resto rimane come prima perché tutto il resto alla fine è quello che funziona. E quindi adesso dovrò scegliere se fare proprio un cambiamento grosso, allora dico me ne vado dall'altra parte del mondo, cambio tutto, non sapete quello che faccio, mi vedrete solo alle gare, oppure stare vicino a casa mia, che è quella la cosa più importante per me, stare a Verona, che comunque è una piscina che io amo fortemente, e lavorare col mio staff che va da Marco Morelli per la fisioterapia, da Andrea Scatolini per la preparazione atletica, da Daniele, che comunque sta a Roma, però comunque ormai abbiamo creato un equilibrio fuori che è perfetto. La psicologa. Quindi non so se cambiare tutto e cambiare proprio radicalmente tutti i miei equilibri o cercare di cambiare solo sul lato tecnico, ecco. Ho letto anche da sabato forse sono un po' più sola, ti senti più sola? No, beh, sai, quando succedono queste cose alla fine capisci veramente chi c'è e chi non c'è, no? E quelle persone sono molto poche, ma è giusto così, nel senso che comunque io è da 16 anni che vivo con questa cosa, quindi ormai lo so conoscere molto bene, cioè li individuo molto bene, però così è il mio ambiente e così è l'ambiente in cui voglio restare il più possibile, quindi cercherò di fare le scelte più oculate possibili. Adesso è inutile farle perché sono ancora un po' a mente calda, ho bisogno di staccare, allora lì sicuramente mi verrà da riflettere molto più tranquillamente. E niente, no, l'unica cosa è che io non vorrei che si pensasse questa cambia l'allenatore perché non è andata un cavolo alle gare, no, non c'entra niente. Ora del futuro? No, io sono ottimista di natura, no. So solo che insomma questo cambiamento, a me i cambiamenti un po' impauriscono, però mi gasano sempre molto, quindi vedremo. Grazie per i chiarimenti, ci vediamo in staffetta. Grazie Elisabetta Caporale, grazie Federica Pellegrini per la disponibilità con cui ha risposto ad ampio raggio alle domande. Alcune scelte, alcune ipotesi da confermare, da fare, cioè il futuro quale sarà, cambiare soltanto l'allenatore e rimanere a Verona, anche se potrebbe essere l'ipotesi più probabile, oppure cambiare tutto. 27-86, intanto Giorgetti, 50 rana, sono cominciate le serie che segnano il titolo in questa distanza, in questa specialità. Dicevamo di Federica Pellegrini, fare questo tipo di cambiamento oppure no, volare altrove, andare via, mi vedrete soltanto in gara, oppure continuare nel percorso da lei intrapreso a Verona, cambiando però l'allenatore. Primo punto di discussione. Sì. Secondo, la notizia oramai è più che ufficiale, il divorzio praticamente certificato da Stefano Morini. Non mi sembra proprio dalle parole di Federica che ci siano margini di manovra su una riconciliazione, direi nel modo più escluso. Cambiare vita e mondo, ovviamente Federica si allude a una possibilità già che si era aperta l'anno passato di poter andare a Los Angeles alla corte di David Salo, dove si allenano tantissimi campioni al mondo, il grosso è statunitense, una base di allenamento che potrebbe essere bella e importante, ma mi sembra Federica sia orientata a rimanere a Verona. Terzo messaggio, un aiuto per gli alluvionati del Veneto, messaggio importante. Lei indossa una maglietta, se sarà il caso, per una causa di questo tipo con Marco Spoletini torneremo ad inquadrarla, anche perché c'è un numero di telefono per gli aiuti. Ora la serie migliore dei 50 rana, torneremo su questi temi, ma torniamo in vasca. C'è Fabio Scozzoli al blocco di partenza numero 5, il campione europeo in lunga dei 50, bronzo europeo in corta, un mondiale di Dubai comunque condito dalla soddisfazione dell'argento nei 100 rana, nei 50 una squalifica quando comunque era riuscito a conquistare il bronzo. Fabio Scozzoli, corsia 5, per ora la virata lo mette in posizione di vantaggio, si tratta
di provare a spremere tutto nel finale. C'è un Nicolò Ossola però in condizione straordinaria che gli crea qualche difficoltà fino alla fine, poi va a chiudere Scozzoli in 26,62 davanti a Nicolò Ossola 26,84 e poi il 27,45 per Andrea Toniato. Il podio è questo qua. Beh, ci è voluto uno Scozzoli fenomenale per ecco qua, riuscire. scusami se ti interrompo Luca, perché c'è Marco Spoletini che è andato subito a pescare la maglietta con Federica Pellegrini che ci saluta, un SMS per aiutare chi in questo momento deve fare i conti con un'alluvione che davvero ha creato danni ingenti e messo in difficoltà tante famiglie. Vai. Sì, ci è voluto, dicevo, uno Scozzoli al top della condizione per riuscire a respingere Nicolò Ossola. Conferma i progressi l'atleta del Forestale Team Insubrica, un elemento pericolosissimo anche per un campione che ha illuminato il 2010 come Fabio Scozzoli, che Elisabetta ha prontamente fermato. Un sorridentissimo Fabio Scozzoli, e ne ha da sorridere per come è andata questa stagione meravigliosa. Unico neo quella squalifica a Dubai, bisogna lavorare su questi dettagli. Sì dai, metabolizzata subito, sul momento è un po' chiaro che brucia, però poi anche nel momento anche in cui sono arrivato anche solo di là, non più lì all'intervista,